Buon pomeriggio da Leonardo, il TG della Scienza. Siamo appena usciti dal primo weekend tutti a casa. Ci vorrà ancora tempo per osservare gli effetti sull'andamento dell'epidemia. C'è però una regione che ha incominciato per prima con il distanziamento sociale e la sorveglianza attiva dei malati, il Veneto, che ha fatto proprio come la Corea del Sud, che ha meno morti e meno contagi. I risultati, secondo gli scienziati, sono confortanti. Alessia Mari. Il Veneto ha rispettato sin da subito e in modo rigoroso le misure di isolamento e distanziamento sociale poi decise per tutta Italia. Ha scelto per quanto possibile la via dei tamponi anche ai casi sospetti asintomatici per circoscrivere l'estensione dell'epidemia e contenerla attraverso la sorveglianza attiva. Il caso Vo, con i suoi tamponi a tappeto e la quarantena stretta per tutti gli abitanti, insegna. La scelta del Veneto sembra pagare, lo conferma uno studio di biostatistica dell'Università di Padova. I suoi ricercatori, lavorando con gli Atenei di Torino e del Piemonte orientale, hanno fotografato l'andamento della situazione veneta a partire dal 3 marzo, giorno in cui è stato osservato un rallentamento nell'evolversi dell'epidemia. In Veneto, dove le politiche sanitarie sono state implementate da subito con rigore e vissute dalla popolazione in maniera estremamente seria e puntuale, ha permesso di risparmiare nell'arco di queste 2 settimane, noi abbiamo stimato circa 350 casi di positività. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che più o meno abbiamo rallentato l'epidemia di circa 15-20 casi in media al giorno e abbiamo dilazionato, diluito l'effetto di accumulo che tanto si temeva e si teme dal punto di vista sanitario di circa 2 giorni e mezzo. Insomma, in Veneto sono riusciti a rallentare l'onda dei contagi da coronavirus, attutendo il colpo dell'epidemia sul sistema sanitario, che è lo scopo per cui tutta Italia oggi si sta sacrificando rimanendo chiusa in casa. I risultati nazionali ancora non si vedono, quelli del Veneto sì, una ricerca che ci ripaga un po' dei nostri sacrifici.